Cosa ne pensate del fatto di cantare in dialetto? Beh, sicuramente Pino Daniele è stato un maestro in questo, ma tanti altri. Però Pino Daniele inizia la sua carriera cantando in dialetto napoletano. E se magari poi c'è stato un periodo che è stato criticato, ricordo dei concerti dove gli dicono parla in italiano, gli dicono nel pubblico. E lui risponde, ma l'importante è la musica, insomma, non... In effetti, lui ha avuto un periodo, quando inizia la sua carriera, fa, scrive in dialetto napoletano, poi passa comunque alla lingua italiana. Io per lei, ad esempio, non calpestare fino nel deserto e tutte altre, insomma, tutti i brani che poi comunque cambiano linguaggio. Però la musica è sempre quella, il linguaggio è sempre quello. Quindi non so voi cosa ne pensate, ad esempio, a questo Sanremo Serena Brancale, dove lei comunque nel suo repertorio ha molti brani nel dialetto barese, mi sembra, ma ci sono tanti cantautori che ogni tanto inseriscono, ma anche qui in Lombardia ci sono tanti cantautori che parlano il dialetto milanese piuttosto che bresciano. Vabbè, io cito Pino Daniele, ora non perché sono un fan di Pino Daniele, per carità, cioè, figurarsi se io ho qualcosa di Pino Daniele. Vabbè, vabbè, chi mi segue sa che io ho fatto migliaia di tutorial di Pino Daniele e mi hanno dato comunque una popolarità e ho fatto tante cose per Pino Daniele, finché il figlio Alessandro mi ha chiamato per fare degli eventi su Pino Daniele. Vengo da quel mondo, io ho studiato conservatorio, però dico sempre, Pino Daniele è stato il mio maestro nascosto, cioè mentre studiavo Paganini, Sor, Segovia, di nascosto studiavo Pino Daniele, perché secondo me Pino Daniele va studiato, cioè insomma, Pino Daniele è un mondo, possiamo parlarne poi in un altro video. Non so, voi cosa ne pensate? È giusto secondo voi cantare in dialetto oppure bisogna cantare in italiano visto che siamo in Italia? Esistono altri dialetti, ad esempio in California, in Inghilterra? In Inghilterra sì, ci sono tanti gruppi che cantavano uno slang non proprio inglese, ma una sorta di lingua derivata dall'inglese, una sorta di dialetto. Infatti mi dicono, spesso alcuni cantanti mi dicono, questo brano non è facile perché non è proprio americano, ma è una sorta di americano dialetto. Voi cosa ne pensate? Secondo me ci sta, perché insomma uno deve esprimere il proprio essere. Ora, o che lo esprimi in dialetto, in italiano, insomma, l'essere è un'altra cosa, l'anima è un'altra cosa, l'anima della musica. Quindi uno deve esprimere quello che meglio è, per citare Parmenide, l'essere è, il non essere non è. Quindi io sono d'accordo, certo, magari puoi variare un po' per prendere un effetto un po' più ampio, però ditemi voi cosa ne pensate.